Ma volete vedere il mio studio? Perché è una cosa. Dietro le quinte mi pare che io lo feci già una volta. Però non. Era il vecchio studio. Benvenuti, benvenuti. Vi faccio fare un giro, cambio la camera. I rumori. E non ho pulito, Non ho messo a posto, non è che vi faccio vedere uno studio lindo e pinto falso, è così come tutti i giorni, praticamente. Ogni tanto metto a posto il green screen gigante per tutte le cose, i destini forti, il primo classificato del premio Asse Maz, che era un contest musicale bellissimo dove suonavamo non gli strumenti nostri, Jack Daniels, un po' di robe musicali, Motorhead, Rush, Black Sabbath, i Blues Brothers, i Led Zeppelin, Jimi Hendrix, i Queen, Jim Morrison, i Rage Against the Machine, il caffè, eccetera, eccetera. Qua c'è la stampante, funziona malissimo, andiamo avanti. Forza Napoli, il green screen vecchio, poi si va là, patapum, fede il Vesuvio, Forza Napoli. Qua ho provato a riprodurre un po' male, però così va bene. Le sapete tutte le cose, martelli di Thor, bassi, altri martelli, la DeLorean volante. Siete iscritti al canale ampiamente, ve lo ricordate? Martedì? Questo era martedì? Sì, perché questo è Gio Pellicchia, stavo rivendicando, Rita Pavone, il razzismo, sì. E alcune cose che poi non è il caso. Magliette che poi posso usare così. Le luci sono importantissime, le luci, perché altrimenti il green screen non funziona e il setup è un macello assoluto, perché servono 50.000 schermi. Qui è dove faccio l'editing dei video col mini. Qui avviene l'editing dei video, ma i video vengono registrati qua con la camerina. Il video, lo schermo dove guardo le partite, anzi no, le partite mi pare che le guardo qua, le guardo giù. E quello era lo schermo originale di 10 anni fa che non funziona più, ecco perché devo utilizzare tutti gli schermi alternativi. Swok, il tacchino così, Scotti, McTominay e tutta una serie di altre cose, perché poi ho spostato finalmente la PlayStation qua in modo tale che con la scheda di cattura audio video posso fare un po' di cose, il capitano, la musica e tutta una serie di cose interessanti poi per chi? Per me. Le maglie, perché conta solo la maglia. La musica resta importante, le maglie nuove, eccetera eccetera eccetera. Red fish, blue fish, one fish, two fish. Vi spiego meglio. Allora, YouTube, dato che io sto in America, ogni tanto YouTube mi manda delle cose, dice stiamo facendo degli esperimenti con alcuni utenti, e un esperimento era: perché non fai un paio di video solo per gli abbonati? Evidentemente YouTube vuole spingermi a fare dei contenuti che portino più abbonati, perché ci guadagnano pure loro, ovviamente. Fai 2 video entro il tot di semi, insomma c'ho un mesetto per fare 2 video che siano esclusivamente per gli abbonati, che a me non fa impazzire come idea, perché mi dispiace per gli altri che non lo possono fare. Contemporaneamente ci stanno anche una serie di abbonati, e mi rivolgo proprio a te che magari non hai Telegram e quindi non hai quel di più, oltre alle emoticon, oltre alle cose delle live, quindi un po' uno sfizio, una sorta di regalino per vi porto dietro le quinte. Anche chi magari non ha Telegram e non parla con me tutti i giorni. Voi invece che parlate con me tutti i giorni, tutto a posto. E quindi ne faremo un altro di questi video qua. Volevo portare il contenuto sul fantacalcio e ne posso anche approfittare. Se lasciate delle domande che siano qualsiasi,
magari perché qualcuno mi diceva un po' la tua storia di come ti sei trasferito in America, cosa fai al di là del canale, al di là del calcio. Qualsiasi domanda esce sotto questo video, poi nel prossimo video, tra una settimana, tra un po' di tempo, rispondo a tutte le domande e possiamo entrare nello specifico di una serie di discorsi anche un po' più personali, tanto oramai siamo più che amici, siamo veramente fratelli e sorelle. Mo noi siamo nella pausa, io non lo so se questo video l'ho postato il giorno di Belgio-Italia, ve lo state vedendo adesso oppure ve lo state vedendo dopo, siamo andati già live, tutte queste cose non le posso sapere, ma sento bambini che urlano completamente folli fuori alla finestra e adesso devo utilizzare un po' di tempo a mia disposizione, visto che le analisi le abbiamo fatte, le polemiche le abbiamo assorbite. Adesso c'ho un paio di cose da fare, a parte cose di lavoro musicali, alcune date che devo organizzare con la mia band che sono complicate, che è una band grossa e quindi devo fare una serie di cose proprio burocratiche, noiose che devo fare. Dopodiché altri impegni sono curare il gaming, perché sto provando a riesumare quello che era il mio canale di gaming. Io il primo canale è quello là, Fluidzot, canale di gaming dove giocavo giochini sul cellulare perché non avevo la PlayStation, è di mia moglie, non è mia. Quindi ho sempre fatto giochini gratuiti sul cellulare e quel gioco prese piede e feci una community fondamentalmente quasi tutti di indiani che mi seguivano per quel giochino lì. Poi ho provato a cambiare il canale, a farlo diventare un pochino più di discussione, volevo parlare di musica, però non attacca. Quando tu parti con un canale a tema e cerchi poi di deviare da un'altra parte, non funziona. Se io cominciassi a fare gaming adesso su Azzurro Fluido, l'algoritmo lo rigetta, ma dato che mi sto divertendo, Enzo mi sta insegnando a giocare anche a eFootball con un po' più di raziocinio, non mettendo i giocatori così per simpatia, mi sto divertendo un mondo e lo voglio portare di là, anche se di là insomma c'è il rigetto da parte della community che vuole il giochino vecchio, che però io oramai mi annoia e quindi non lo porto quasi più. Quindi un po' di impegni, un po' di cose da fare. Sfruttiamo la pausa Nation League per fare queste cose e io vi abbraccio fortissimo appena posso. Sto facendo anche delle cose di impronte, sto ridando le mie impronte digitali al governo in modo tale che mi liberano e sono libero assolutamente, però devo aspettare dei tempi burocratici per poter ritornare in Italia. Quando torno poi magari vediamo di incontrarci, magari un ritorno che sia più dedicato al calcio. Devo vedere se riesco a incontrare qualcuno della società, qualcuno che magari mi può dare una mano, perché basta, lo sapete, ci ascoltano, ci seguono, non lasciano i like, si iscrivono, poi si disiscrivono, lo sapete che oramai ascoltano, quindi devo colmare il gap, lo voglio fare assolutamente e voglio incontrare il più possibile della community, perché siete diventati una parte importantissima della mia vita. Tore mi chiedeva: fai vedere la tua giornata tipo. La mia giornata tipo, anche senza che ve la faccio vedere, è presto detto. Io mi sveglio quando mi sveglio e di solito è verso l'orario biologico, è sulle 6:30, 7 del mattino. Non riesco a dormire oltre quell'orario e alle 7 del mattino qui in Italia è già ampiamente la mattinata è andata, quindi ci sono notizie, accendo il cellulare, mi arrivano i messaggi privati di tutte le cose nuove che sono arrivate. Prima cosa controllo il gruppo Telegram per capire se ci sono novità, perché dal gruppo Telegram arrivano tutte le novità, e quindi mi alzo, faccio il caffè, preparo la colazione per mia moglie che invece va a lavorare, quindi il minimo che possa fare e farle trovare la colazione e io parto con la giornata che è questo è il mio lavoro, perché in questo momento sono effettivamente due lavori. Il day job è occuparsi del Napoli e di calcio, quindi studio, guardare partite che non ho guardato, quindi recupero delle partite, studio della cronaca, così. Una volta era collegarmi su Kiss Kiss e stare con la radio accesa tutto il tempo, magari recuperare trasmissioni napoletane. Ultimamente non riesco a farlo più, non sopporto più una narrazione banale, banalizzata, molto semplicistica, sempliciotta delle cose del Napoli,
e quindi mi dedico un po' più tempo a chi magari, ecco, mi preferisco guardare un cronaca di spogliatoio che alle volte fanno approfondimento. Per quanto riguarda il Napoli sono anche loro un po' superficiali, però perlomeno mi tengo informato sul resto del calcio italiano e seguo quello che tasto il polso di quello che si dice in Italia e non solamente quello che si dice a Napoli, anche per quanto riguarda noi, perché altrimenti non abbiamo un quadro chiaro, secondo me, della situazione. Di conseguenza arriva il momento di registrare il video, qualcosa a pranzo, e poi dipende, c'è l'organizzazione per le serate che poi avvengono ovviamente di sera o nel primo pomeriggio per il famoso night job, che è la musica, quindi o serate nei locali o eventi privati in strutture più grandi, quindi ho una piccola band trio dove andiamo nei locali e facciamo follie, nel senso molto, molto semplice, molto, molto divertente, molto, molto appassionante, e senti nei locali, smettetela di gridare, veramente, nei locali a New York io sento a volte quella responsabilità, la responsabilità di essere il bassista a New York che rappresenta la musica dal vivo a New York in quel momento per magari un turista che entra nel bar a caso e magari si sente una band a New York perché hanno 3-4 giorni a New York, poi magari devono ripartire, sentono una band di musica dal vivo e tornano a casa loro. E quindi per me quella è una responsabilità. Io rappresento in quel momento la musica di New York per uno che magari non vive a New York e che ci passa così. Quindi io devo dare il massimo sempre, perché altrimenti una band così e così, sono stata a New York, sì, ma la musica non mi è piaciuta, ho preferito le band di Nashville, non esiste proprio. Quindi dare sempre il massimo anche negli eventi piccolini, anche in un bar piccolo, è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Poi la band grande, lì sono responsabilità diverse, perché è una band di 10-12 persone, con aziende alle spalle che insomma contano su di noi per tipo i fonici, quelli del server, del service, e lì devi avere a che fare con i party planner quando si tratta di matrimoni, con chi sta organizzando, oppure le company, le aziende che organizzano le feste aziendali, e lì insomma c'è sempre il problema: sto chiedendo troppo di soldi o sto chiedendo troppo poco? Perché se a New York chiama Google per fare una festa e non sai quanto devi chiedere, perché Google ha fondi illimitati e quindi magari alle volte chiedi troppo poco e devi sfruttarli quei momenti. E quindi vedete che in quel caso io, da piccolo imprenditore, mi immedesimo in una realtà che è diversa dall'andare a suonare per qualcuno. Ti porti il basso, impari le canzoni, così. Qua è tutto un altro tipo di lavoro e di concetto, dove la musica diventa quasi secondaria. Lì è il pilota automatico. L'ho fatto per 30 anni no, però almeno un buon 25 anni di musica alle spalle ce l'ho, quindi la musica va in automatico e adesso devi pensare a tutto il resto, e tutto il resto è una sfida molto molto importante. Vabbè, questo è primo episodio di Una vita da mediano. Quanto è bello Oriali, forse lo posso chiamare così, una vita da mediano, perché lavoro con i media. I media, cos'è il media? È il contenuto, quindi il mediacom commisso. No, mo vedo un pochino come se lo devo dare un titolo oppure no, perché poi questo video verrà aperto al pubblico a un certo punto e la gente sente e dice: ma che voluto dire? Non si è capito niente, non fa niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Non c'è bisogno di lasciare like su questo video, ma se vi è piaciuto magari nei commenti ditemi cosa vi può interessare e io vi accontento. Mai, il tutto delle sciare di una vita.